Alle spalle di Luigi Gozzi sta la figura di San Biagio, patrono di Ragusa, l'odierna Dubrovnik, nonché città di appartenenza del committente. Il santo vescovo è raffigurato nella tela avvolto in un sontuoso e ricamato piviale e ci parla attraverso pochi ma circoscritti gesti. La mano sinistra, coperta da un guanto, è appoggiata sulla spalla del committente inginocchiato, a sottolineare l'azione precisa di presentazione del devoto alla Vergine col bambino. La mano destra invece indica l'apparizione del gruppo divino in un cielo crepuscolare, direzionando in questo modo lo sguardo di Luigi Gozzi. Tutta l'azione del dipinto è sostenuta da quella mano alzata tra terra e cielo. Il gesto del dito puntato in alto è infatti il motore dell'intera composizione. Biagio, medico e vescovo della città armena di Sebasta, l'attuale città turca di Sivas, fu vittima delle persecuzioni religiose al tempo dell'imperatore Licinio. A causa della sua fede in Dio, venne catturato, torturato con dei pettini in ferro e infine decapitato. La tradizione lo associa a miracoli legati alla guarigione, il più famoso dei quali è quello di aver liberato un bambino da una lisca di pesce conficcata in gola. Per questa ragione appartiene all'elenco dei 14 santi ausiliatori invocati per la guarigione di mali particolari, tra cui quelli della gola. Nonostante il suo culto sia diffuso in numerose città italiane ed estere, la sua immagine, come questa presente nella magnifica tela di Tiziano, non sono così frequenti nel panorama iconografico. Solitamente il santo viene rappresentato con i suoi paramenti liturgici propri del suo alto grado episcopale, quali la mitra, il pastorale e il pagliotto, oppure recante in mano la palma del martirio, o ancora i lunghi rastrelli metallici per cardare la lana. Protettore anche dei viaggi dei mercanti, la sua presenza all'interno dell'opera è un indizio preciso dell'attività commerciale svolta da Luigi Gozzi.